Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. Lo scorrere dell'acqua, l'ulivo all'esterno però di un albergo, perché? Perché qui CIA vuole parlare dell'Italia, ma del territorio che vogliamo nel futuro. Questo è l'appuntamento che si sta svolgendo in questi momenti proprio qui a Padova. Presidente Veneto, ma possiamo considerarli quasi degli stati generali della CIA del territorio padano qui? Sì, qui effettivamente la grande pianura padana è rappresentata da tutti gli attori che abbiamo qui questa mattina come territorio non solo padovano, ma in questo caso abbiamo fatto un incontro interregionale dal nord Italia assieme a Piemonte, Lombardia, Friuli, Trentino, e vogliamo condividere. Qui non è un convegno, ma sono 5 tavoli tematici. Quali sono? Sicuramente le infrastrutture, l'ambiente, il territorio, la fauna selvatica e la futura PAC. Queste sono le chiavi di svolta che a nostro avviso, con gli obiettivi che ci pone anche la Comunità Europea per il 2030, e questa futura PAC agirà dal 2021 al 2027, deve essere la chiave di proposta concreta che non vada ad intaccare il reddito delle imprese. In realtà noi italiani non vorremmo addirittura le sovvenzioni per sostenere le nostre imprese, ma vorremmo che fosse riconosciuta la qualità che da tanti anni sosteniamo e riteniamo di essere in grado di produrre. Qui però non c'è solo CIA, voi avete invitato la Regione del Veneto, le altre regioni, insomma c'è veramente gli stati generali di questa Italia padana. Sicuramente indispensabile la partecipazione a questi tavoli di attori diversi. L'inclusività è la chiave di svolta per un concetto di cultura diversa che talvolta la disunione che ha voluto raggiungere e portare la politica ha portato a questi danni che oramai con difficoltà riusciremo a risolvere. Bene, grazie al Presidente Betto, adesso noi lanciamo come sempre i titoli e poi andremo a conoscere i vari tavoli tematici. Infrastrutture, utilizzo del suolo, gestione della fauna selvatica, futuro dell'economia agricola e dei fondi europei. 5 tavoli di confronto organizzati dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori a Padova, per tracciare il futuro del Veneto e dell'Italia. Annata negativa per l'export del Prosecco superiore, nel 2018 meno 9% rispetto all'anno precedente. Calo in doppia cifra per Regno Unito, Austria e Svizzera. Per gli esperti siamo al limite della produzione, ora bisogna puntare sul valore superiore della DOCG sulla DOC. Platani ridotti a tronchi informi che nella migliore delle ipotesi ricacceranno male richiedendo ulteriori interventi. La lezione denuncia del nostro agrigiardiniere Adriano Favaretto su una strada provinciale come esempio di intervento pubblico che non sa da fare. Zenzero e kummel per digerire e calmare le irritazioni intestinali. Con il nostro spezier Renzo Gatto impariamo la tisana dopo pasto, ma anche la differenza tra kummel e il più semplice cumino. Radico invernale dal campo e condito con il lardo soffritto. Con Anna e Gianni Marini riscopriamo uno dei piatti simbolo dell'inverno contadino, quando anche le erbe più dure diventavano prelibate ma soprattutto calmavano la fame. Ed eccoci dunque a seguire i diversi tavoli. Siamo con Giuseppe Facchin, presidente di CIA Treviso, ma in questo caso presidente del primo tavolo, quello dedicato alle infrastrutture. In questo tavolo parlate di infrastrutture nel nostro territorio, ma state parlando soprattutto d'acqua. Non solo d'acqua, ma in quanto bene di primario ed essenziale bisogno per l'agricoltura, ci siamo focalizzati su questo tema. Perché è un tema soprattutto legato anche ai cambiamenti climatici e al nostro territorio fondamentale. Avete visto anche esperienze di altre regioni, esperienze positive. Sì, abbiamo discusso di varie problematiche, ovviamente essendo trasversale su più regioni il problema è assolutamente di varia connotazione. Si tratta di capire come si fa per avere l'acqua quando serve e di portarla via quando
è troppa, e comunque di gestire l'interazione fra cittadini e agricoltori, perché non è sempre detto che ci sia per tutti. E con Carlo Benduricchio, visto che lei è veramente uno degli addetti ai lavori, parliamo di questa gestione delle acque, una gestione delle acque sempre più oculata visti i cambiamenti climatici. Sì, il ruolo dei consorzi di bonifica per le infrastrutture sicuramente spazia dalla sicurezza idraulica del territorio, la ricalibratura dei canali, realizzazione di bacini di fitodepurazione e di laminazione, quindi migliorare anche la qualità dell'acqua, e poi arriva l'irrigazione e la distribuzione dell'acqua per scopo irriguo. E nel tema delle infrastrutture bisogna pensare però anche poi alla manutenzione. Ecco, ma allora gli agricoltori che cosa possiamo dire per il futuro? E con i finanziamenti europei, con le opportunità che il Ministero ha dato per lo sviluppo dell'irrigazione, i costi potrebbero essere contenuti anche, e sicuramente cerchiamo di non aumentarli. In questo tavolo di confronto vi siete trovati anche con le altre regioni, sono venuti fuori degli spunti interessanti. Interessantissimi, gli spunti sono sempre, quando ci si incontra in tavoli di questo tipo si ha l'opportunità di vedere altre realtà del territorio nazionale, molto diverse fra loro, e sono sempre spunti propositivi. Grazie, come sempre adesso le notizie. Annata negativa per l'export del Prosecco superiore, meno 9% nel 2018 rispetto all'anno precedente, calo in doppia cifra per Regno Unito, Austria e Svizzera. Per gli esperti il segnale del limite strutturale di distribuzione e gradimento del prodotto, per il quale ora bisogna puntare sul valore superiore del DOCG rispetto alla più diffusa e soprattutto più conveniente DOC. Intanto si parla di rivoluzione ai vertici del consorzio Conegliano Valdobbiadene, con un tecnico di valore come Gianfranco Zanon alla dirigenza, al posto dell'attuale presidente Innocente Nardi. Hanno scatenato un vespaio di polemiche le dichiarazioni del presidente di Confagricoltura Veneto, Ludovico Giustiniani, sull'utilizzo del glifosato tra i vigneti. L'attuale consigliere del consorzio Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene cita uno studio americano per il quale il principio attivo del diserbante si degraderebbe naturalmente e in poco tempo senza conseguenze per l'ambiente. Immediata la reazione soprattutto dal territorio UNESCO. Il non utilizzo del fitofarmaco è garanzia non solo per la salute dei consumatori, ma del rispetto per il territorio con interventi naturali. Anche il Veneto scopre di avere i suoi caporali, una vicenda emersa dalle indagini dei carabinieri della tutela del lavoro di Venezia. Vittime alcuni immigrati nelle province di Venezia, Padova e Rovigo. I lavoratori, senza permesso di soggiorno, erano costretti a lavorare nelle coltivazioni per 11 ore al giorno, guadagnando 3 euro l'ora. Inoltre non avevano alcun diritto perché senza contratto. Niente pause o giorni di riposo. Sono state prese delle misure cautelari nei confronti di alcuni cittadini marocchini. Sarebbero stati loro i responsabili della creazione di un'associazione a delinquere in cui si sfruttavano i migranti per la manodopera. Sono 13 i caporali che impiegavano loro connazionali irregolari nel lavoro nei vigneti. E siamo al tavolo dedicato al territorio, al governo del territorio, alla biodiversità. In questo tavolo voi che cosa trattate? Allora, noi ci stiamo concentrando sull'uso del suolo e quindi come gestire nei prossimi 10 anni quella che è le politiche del territorio. Noi siamo passati da un periodo in cui c'era l'invasione del cemento, adesso siamo passati all'invasione del prosecco, ad esempio, nelle alcune colline. Certo, entrambi determinano degli impatti e delle richieste che provengono dalla cittadinanza. In questo noi attraverso i tavoli della sostenibilità e i tavoli interregionali e intersettoriali che stiamo gestendo anche a livello regionale, stiamo cercando delle soluzioni per le aspettative degli agricoltori piuttosto che dei cittadini, e quindi permettono al sistema regionale di convivere serenamente e di essere produttivo. Come Regione Veneto promuovete il ritorno ad esempio alle siepi o comunque all'attenzione al territorio molto più elevata rispetto a un tempo? Non ci sarà granché da inventare, ma di riproporre alcuni modelli di gestione di organizzazione del sistema agricolo territoriale che preveda le siepi. Lo stiamo già facendo ad esempio con anche il consorzio Prosecco, dove nel caso ci sia un ulteriore incremento delle superfici
ad hoc Prosecco, vi deve essere un'aliquota che va dedicata a nuove strutture di siepi o comunque bordure. Insomma, avremo un Veneto ancora più verde? Ma il nostro Veneto diciamo che sicuramente è tra i virtuosi e il ragionamento integrato porterà ad avere un ambiente ancora più vivibile da parte dei cittadini e più produttivo e remunerativo per la parte agricola. Grazie, adesso linea alla pubblicità e poi continueremo in questo viaggio attraverso gli stati generali, potremmo dire, di CIA qui a Padova. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. Riso. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo parlando del paese che vogliamo, ovvero gli Stati Generali di CIA per quanto riguarda l'area della pianura padana. Abbiamo visto diversi tavoli di lavoro con diverse tematiche, però adesso parliamo di economia e soprattutto di reddito per gli agricoltori. Cristiano Figli, il suo tavolo parla di economia. Sì, in particolar modo di filiere produttive a forte vocazione territoriale. Qui si fa un'agricoltura molto specializzata, ci sono delle filiere che hanno una valenza nazionale, qui si producono davvero tantissime eccellenze, tante denominazioni di origine protetta e indicazione geografica protetta. Purtroppo produciamo tante eccellenze ma non riusciamo ad arrivare a quel giusto valore, a quel giusto prezzo, quella giusta remunerazione e soprattutto quel giusto reddito che dovrebbero avere i produttori. Qui si parla degli agricoltori che hanno bisogno di avere una maggiore remunerazione. Voi cosa suggerite a questo tavolo? Crediamo che ci sia un segreto, quello di lavorare sulla qualità del prodotto e di una stretta collaborazione tra la rete distributiva e la produzione. Dobbiamo mirare sempre di più ad avere una filiera corta del prodotto, mirare ad avere nei negozi e nella rete distributiva il prodotto del territorio, garantendo in questo modo sia la qualità del prodotto per il consumatore, ma anche la unicità dell'offerta che non ha concorrenza di prezzi, e quindi è evidente che in quel momento sia il produttore che il negoziante possono ricavarne un reddito congruo e appetitoso per il consumatore. C'è la necessità di mettere una rete intermediaria abbastanza veloce e poco costosa tra il produttore e la rete della distribuzione. Abbiamo la necessità di introdurre figure professionali estremamente elevate. Noi possiamo fare in modo che i nostri negozi diventino delle vetrine qualificate per quei prodotti. Questo significa veramente dare valore aggiunto a chi produce. Noi ci fermiamo, linea allo Spessiere per la tisana della settimana. Parliamo di una tisana utile nelle forme digestive e anche nelle problematiche del gas intestinale. Contiene due elementi, lo zenzero, polvere, e il carum carvi, meglio noto anche come il Kümmel, quello che nel Trentino Alto Adige o in Germania o in Austria lo utilizzano anche per il pane. Carum carvi, ecco, o Kümmel, non è il cumino quello che noi consideriamo come cumino, sono due piante diverse. Il miglior zenzero in commercio sarebbe quello della Giamaica e anche dell'Australia, mentre sicuramente quello che troverete sarà importato dalla Cina, che è comunque discreto. Allora, come operiamo? Mettiamo 1 grammo di polvere di zenzero e 3 grammi di semi di carum carvi in 150 ml d'acqua calda bollente. Lasciamolo a riposare per 5-10 minuti, di tanto in tanto mescoliamo e filtriamo, e possiamo bere una tazza 2-3 volte al giorno. Ecco, va a risolvere i problemi intestinali, di problematica di digestione, problematica di gas intestinale, ed è un'ottima tisana. Lo zenzero, se vogliamo, possiamo anche utilizzarlo, però non in questa forma, ma bensì in polvere, nelle forme di vomito, nelle problematiche delle vertigini, e vomito anche in seguito a farmaci, naturalmente. Lì allora dobbiamo prendere 2 grammi di polvere e usarlo 2, 3, anche 4 volte al giorno. Lo zenzero non va utilizzato nelle persone con calcoli biliari, anche la tisana che ho illustrato prima, nei calcoli biliari astenersi. E
E siamo al tavolo dedicato alla fauna selvatica, siamo con il presidente di questo tavolo, ovvero Gabriele Carenini. Siamo in stato d'assedio, è il primo problema delle nostre aziende. Abbiamo delle specie invasive che stanno distruggendo ormai in maniera permanente, in maniera sistematica i nostri raccolti da troppi anni. Siamo demoralizzati, ecco, forse l'aggettivo migliore, siamo demoralizzati. L'esempio provocatorio che ho fatto al tavolo è stato questo, ma se nel centro di una città importante come abbiamo in tutte le nostre regioni ci fossero dei vandali che distruggono le vetrine, tutti ovviamente ci indigneremmo. Noi sono anni che abbiamo i nostri raccolti totalmente disintegrati e sembra quasi che nessuno se ne accorga e dobbiamo continuare in una maniera quasi come fosse normale a coltivare, sapendo che intanto i nostri prodotti saranno saccheggiati da questi animali. Questo non è più tollerabile. In questo tavolo poi è venuto fuori che in termini di rimborsi solo l'Emilia riesce a stare a passo con i tempi. Io non voglio essere risarcito, io voglio riuscire a produrre il mio prodotto e a venderlo, cioè noi preferiremmo non avere un centesimo di rimborso, ma non avere degli animali che sistematicamente distruggono i nostri raccolti. E per dare qualche risposta prendiamo per esempio il Parco dei Colli Euganei con Eleonora Michelotto, che insomma è una delle responsabili. Voi nel Parco Colli col tema dei cinghiali come reagite e cosa fate? Il parco da diversi anni sta attivando un sistema di controllo che si fonda fondamentalmente su due strategie, una l'attività di cattura e l'altra gli abbattimenti notturni attraverso un gruppo di telecontrollori che sono stati appositamente formati. Sono soggetti che provengono dal mondo venatorio perché hanno licenza di caccia, ma sono stati formati e seguono come gli strumenti, la modalità individuata dal Parco Colli, quindi con postazioni fisse, modalità, uscite serali, orari, è tutto come dire organizzato rispetto alle norme regolamentate dal parco. Bene, adesso noi ci fermiamo, diamo la linea ad Adriano, come sempre Adriano Favaretto, il nostro agrogiardiniere, per i consigli sulle potature. Sono sulla strada che collega il Terraglio col Terraglio Est, in strada Mensi. Perché sono qua? Sono qua perché guardate le immagini, certamente qui sono state fatte sì delle potature che io non definirei neanche, non saprei neanche che termini usare, sembrano delle sculture su natura viva, delle opere d'arte, e siccome il lavoro va fatto a regola d'arte, di regole non ho visto solo l'arte. Se questa è l'arte io credo che siamo ben lontani, perché poi a riprendere una pianta così ci vogliono anni, secoli, l'abbiamo distrutta per sempre, diciamo, sotto il profilo della pianta, diciamo, del suo sviluppo. Consigli che posso dare? Beh, innanzitutto alla provincia, titolare di questa strada, permettetemi, ma ormai di cambiare dirigente o tecnico. Alla ditta stessa che ha eseguito, ragazzi, qualche volta lasciati da parte i soldi, il guadagno, fatene anche un coso professionale, una cosa deontologica, evitate di fare questi tipi di interventi, rifiutatevi, non si può operare in questo genere, credetemi, vuol dire rovinare il patrimonio arboreo, visto che si parla tanto di cultura del verde, ma qui di cultura ce n'è poca. Severo Anca, visto che siamo carnevale, paga sempre il solito pantalone, non paga mai chi che ha commesso sti obrobri. Siamo con il presidente di questo quinto tavolo, ovvero Giovanni Draghetta. Senta, in questo tavolo che cosa avete discusso? Beh, abbiamo discusso del problema della futura PAC, che è un problema fondamentale per le nostre aziende. La riforma sta andando avanti a Bruxelles e quindi noi vogliamo dire la nostra, perché vogliamo ricordare che per molte aziende rappresenta tra il 25 e il 30% della produzione lorda vendibile, quindi fa parte del nostro reddito. Senza questa integrazione al reddito faremo fatica a sopravvivere. Ma quali opportunità per questa nuova PAC? Le opportunità sono tanto sullo sguardo verso il futuro, che deve essere molto più orientato come agricoltura all'interesse dei cittadini. I cittadini hanno voglia di avere un prodotto che sia buono, sicuro, ottenuto in un ambiente sano dove si può vivere bene. Questo è un po' l'approdo a cui si mira. Gli agricoltori sono disposti, hanno sempre fatto, a continuare questo lavoro impegnandosi anche di più, però bisogna mettere mano
ha dei giusti riconoscimenti, cioè un reddito, perché senza reddito, senza la sostenibilità economica, quella ambientale e quella sociale rimane pura utopia. Alberto Zanola, cosa può fare la Regione Veneto per diciamo così, aiutare gli agricoltori? Incentivare sicuramente quelli che sono i rapporti di filiera e di filiera locale, incentivare quelle che sono le peculiarità delle produzioni venete, parlo delle DOP, parlo delle IGP, in maniera tale da poter avere un miglioramento di quella che è la loro valorizzazione, quindi il valore aggiunto che deve arrivare anche all'agricoltore finale attraverso un sistema di filiera corretto. Questa Europa ci chiede di essere più verdi con questa nuova PAC, ma l'Europa sarà meno burocratica nelle, diciamo così, incombenze? Bisognerebbe chiederlo a qualcuno che siede a Bruxelles dove prendono queste decisioni. Grazie Alberto Zanola, adesso come sempre in linea le previsioni del tempo. Quest'inverno si sta concludendo ormai perché, come ricorderete, meteorologicamente con il 1° marzo inizierà già la primavera e si sta concludendo all'insegna di una caratteristica: le temperature nettamente più alte della media. Abbiamo avuto pochi sotto zero, almeno in pianura, e continueremo a avere ormai quasi per tutto questo mese temperature nettamente al di sopra. La situazione che determina questo tipo di tempo è un anticiclone, in questo caso l'anticiclone d'Azore, che addirittura nelle prossime ore si salderà con l'anticiclone siberiano, quindi dall'Atlantico alla Siberia, tutta un'area di alte pressioni che respinge, mantiene lontano i sistemi perturbati che scorrono nettamente a nord delle Alpi, quindi usufruiremo solo di qualche piccola infiltrazione di aria umida che non darà, diciamo subito, per la prossima settimana nessuna precipitazione. Quindi prevediamo intanto per domenica una nuvolosità, una velatura del cielo, e poi il pomeriggio ecco, c'è una piccola infiltrazione, ma non ci saranno precipitazioni, e poi per tutta la settimana cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Certo dobbiamo metterci banchi di nebbia durante la notte e le prime ore del mattino in pianura, e una velatura del cielo, nulla più. Per le precipitazioni purtroppo dobbiamo aspettare, per piccole precipitazioni almeno dalle carte attuali, addirittura gli ultimi 2 giorni del mese, ma poi dovremo confermare, quindi ancora mancanza di pioggia. I venti saranno in tutta questa settimana deboli, di direzione variabile. Le temperature, come dicevamo, sono veramente la caratteristica più strana di quest'inverno, oltre alla mancanza di pioggia, ma è più strana veramente le temperature che quasi mai si sono portate sotto lo zero, almeno in piccoli episodi, quindi valori minimi in pianura 4-5 gradi addirittura, valori massimi che in zona interna raggiungono anche i 14, 15, 16 gradi, quindi nettamente al di sopra della media. L'Alto Adriatico un po' per tutta la settimana, quasi calmo, poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati vicino all'acqua, andiamo a incontrare Gian Michele Passerini, presidente di CIA Veneto. Senta, ma che paese vogliamo alla fine? Sicuramente un paese dove il ruolo dell'agricoltore diventa un ruolo centrale per quanto riguarda i temi della sostenibilità, il consumo del suolo, l'utilizzo dei fitosanitari, l'utilizzo dei fitofarmaci, quello che è la sostenibilità anche ambientale, sociale, ma soprattutto quella economica. Se non c'è sostenibilità economica tutto questo viene vanificato. Tutto questo verrà poi sintetizzato in una plenaria che faremo a Milano all'Università di Agraria, quindi anche il messaggio di rivolgerci agli studenti, ai giovani e al mondo della ricerca, dove proporremo la nostra sintesi, quindi tutto ne verrà un manifesto che poi in conferenza economica a Bologna il 19, la conferenza economica della Confederazione Agricoltori Italiani, verrà stilato come programma di proposta alle istituzioni politiche. La speranza è che le istituzioni non facciano muro di gomma però. No, io non credo, tutte le istituzioni sono orientate a questi temi, anche perché lo detta un'agenda importante come quella 2030-2050 e poi abbiamo questo New Green Deal che verrà messo in piedi da qui a 10 anni con risorse importanti. Un New Green Deal tradotto in Veneto vorrebbe dire un domani molto più verde, molto più sostenibile, ma dobbiamo avere paura di questa Europa che nella prossima PAC ci chieda proprio questo, oppure dobbiamo invece affidarci e lavorare in quella strada? No, noi proprio perché siamo in
vetro non dobbiamo avere paura di nessuno, proprio per la nostra genetica. Chiaro che dobbiamo essere pragmatici, dobbiamo capire cosa vuol dire l'approccio green. Se diventa un approccio burocratico come è stato il greening della precedente politica agricola, a noi non interessa. Se invece diventa un'opportunità che dà alle nostre aziende di fotografare un punto di partenza e migliorarli in un percorso di redditività, cioè che all'agricoltore venga trasferita anche quella quota di lavoro che oggi lui quotidianamente fa ma non viene retribuita, che è quella del mantenimento del territorio, quindi dell'offerta di un territorio più sano, più salubre, allora sì, su sta cosa noi ci stiamo. Bene. Senta, ma lei conosce i radici collardo? Li conosco, li mangio di rado, ma li conosco. Bene, allora adesso noi ci salutiamo, l'ultima parola lasciamo a Gianni Marini, che invece di farci vedere un attrezzo storico ci fa vedere almeno con gli occhi e mangiare con gli occhi proprio i radici collardo, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ecco io qua, stavolta non ho neanche un attrezzo da mostrarvi, però vi parlo di una roba grande che abbiamo una volta, i radici che faremo collardo. Perché collardo? Perché era così duri, perché era d'inverno, e collardo diventava bei teneretti, se mangiava di gusto. Mi non vi conto la ricetta perché non è che sia un bravo cuoco, ma mia moglie, però che è una delle vecchie, aveva la ricetta io. E ora a casa mia facevamo così. Adesso sono io tagliata segura, aveva tagliata così, anche grossa, perché dopo è anche buona a sentirla sul radicio. Beh, noi facevamo sempre tutte le sere, perché insomma a casa mia era mio nonno come papà, che lui che piaceva tanto. Io era solo qui, io era qui di campo, il nonno veniva a casa qui radici. Là. Adesso mettiamo l'ardo così, perché adesso chi è che mangia più radici con l'ardo? Pochi, penso. Perché adesso ti fa fatica a trovarlo proprio una manica dell'ardo, non è nessuno che ti fa. E ora andiamo qua. Guarda, questi erano i radici da campo, adesso li fa grossi, una volta erano piccinini così, perché a terra così, a volte veniva grandi così. Adesso l'ardo si descaltrisce e c'ha per gusto qua segua. Vedo che diventa piccolo e dopo e ciccio dell'ardo. E fa una cianta di unto come avete detto. Ecco, giusto deseo. E adesso arriviamo al dunque. Quatticcia così. Guarda che spettacolo. E ora questa è una bella tarina di radici con l'ardo, peccato che non potete sentire il profumo. Senti che profumo, ora io capisco come si fa. E ricordate che a cena dei poretti, a l'ardo con i raicetti. Ciao a tutti, se vedremo sempre forti!